Sono 140 gli ucraini a Udine, vivono ospitati da parenti e amici in spazi inadeguati, cercano alloggi più spaziosi, chiedono di lavorare. Il 24 aprile, a 2 mesi dall'inizio della guerra, si spaccia per la madre su un sito di incontri e spilla 1.300 euro ad un friulano innamorato. Il truffatore residente a Udine è stato condannato a 8 mesi di carcere, sua mamma è stata assolta. Boom dell'occupazione in regione, terzo tasso più alto d'Italia. Resistono ai rincari le aziende energivore che non ricorrono ad ammortizzatori. Ancora cassa integrazione all'automotive lighting, non arrivano microchip dalla Cina in lockdown. Le opere in mostra a Casa Cavazzini, di cui i musei russi hanno chiesto la restituzione, sono bloccate in dogana in Finlandia. La notizia è arrivata nel pomeriggio durante la visita all'esposizione di Vittorio Sgarbi. Nella prima trasferta post-Covid con gli stadi a capienza piena, da Udine sta per partire una marea di supporter, volatilizzati in 10 minuti 1.000 tagliandi del settore ospiti. Il Venezia mette a disposizione biglietti anche nei distinti. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. In primo piano l'accoglienza nel nostro territorio di cittadini ucraini. Proprio ieri il vertice a Palmanova con il capo dipartimento nazionale della protezione civile Curcio, che ha chiesto indicazioni per tarare il sistema dell'accoglienza. In effetti alcune difficoltà ci sono e si registrano anche a Udine, dove ormai sono finiti gli spazi a disposizione a casa di amici e parenti. I rifugiati provenienti dalle zone del conflitto chiedono alloggi più grandi per poter ospitare donne e bambini, chiedono anche la possibilità di lavorare. Il 24 aprile, a 2 mesi dallo scoppio della guerra, verrà fatto il punto della situazione al Parco Brun a Udine. I 140 ucraini oggi in città si ritroveranno appunto per manifestare la loro disponibilità a lavorare. 2 addirittura 3 famiglie che condividono piccoli alloggi, seconde case tuttora a disposizione ma che a breve dovranno essere liberate. L'emergenza ucraina si trova ad affrontare la fase 2, ovvero quella dell'accoglienza. I posti da amici e parenti si sono infatti esauriti, ora servono spazi più grandi ed è questo l'appello dell'associazione Friuli Ucraina. Ci servono sì vari alloggi, in primis ci sono i gruppi numerosi, perché le donne che si sono lanciate in questo viaggio di speranza di solito fanno gruppo, si trovano 2 o 3 mamme insieme, è difficile anche dividerle perché si sentono perse, hanno già fatto il gruppo e cercano di aiutarsi tra di loro. E perciò noi anche adesso abbiamo in albergo di Meditor 6 persone, 2 mamme con 2 bambini. Noi non le possiamo dividere, si sono aggrappate una ad altra e dobbiamo trovare un alloggio per 6 persone. Sono 140 i profughi a Udine, il 24 si ritroveranno al Parco Brun per conoscersi, ma anche per lanciare un appello all'amministrazione e alle categorie produttive. Vogliamo lavorare. Vogliamo fare proprio questo primo censimento della gente con le loro competenze professionali e vedere come si può dare una mano a queste persone che prima cosa che chiedono di poter lavorare. Loro non vogliono essere mantenute, vogliono darsi da fare. Non solo accoglienza, ma integrazione, quello che sta succedendo anche in tante scuole della regione che hanno aperto le porte ai bambini ucraini. Così è stato anche a Premariacco per 2 bambine ucraine di 7 e 10 anni. Oggi è stato un giorno che difficilmente dimenticheranno, sono potute andare a scuola accolte dagli alunni e dalle maestre dell'Istituto Tina Modotti di Premariacco. Frequenteranno la prima e la quarta elementare, una scuola in festa pronta ad accogliere le 2 nuove alunne che frequentano anche dei corsi di lingua italiana 3 mattine a settimana.
Ed ora parliamo dell'evoluzione della pandemia nella nostra regione. Restiamo ancora sopra quota 1000 casi di contagi. Oggi sono emersi 1133 nuovi positivi, sono 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, sono tutte persone anziane. Calano i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie regionali, scendono a 4 le persone accolte in terapia intensiva, a 136 quelle presenti negli altri reparti Covid. Cala anche il numero delle persone in isolamento, oggi 23.642. È ufficialmente finito lo stato di emergenza con il 31 marzo e sono cambiate diverse regole, si sono allentate molte delle restrizioni con le quali avevamo imparato a fare i conti. Per molti cittadini la pandemia però non è ancora definitivamente alle spalle. Sentiamo le voci raccolte questa mattina a Udine. Emergenza finita ma solo sulla carta. Questo è il pensiero comune di esercenti e clienti dopo le misure prese dal governo che dal 31 marzo hanno alleggerito le restrizioni per combattere il Covid-19. C'è ancora la pandemia, non dobbiamo pensare che sia finita. Non è finita completamente, sta a mio avviso smettendo, ma bisogna stare comunque attenti. Le misure adottate dal governo dal 31 marzo in poi sono arrivate al momento giusto o bisognava aspettare ancora un po'? Beh, io che giro un po' tutta l'Europa direi che sono arrivate anche tardi. Lei continua a indossare la FP2 anche all'aperto? Sì, continuo a indossarla, sì. Perché? Perché ancora non sono sicuro e non mi sento sicuro di viaggiare senza mascherina. È pesante mantenere sempre la mascherina per 6, 7, 8 ore di fila al lavoro. Giusto continuare a chiedere il Green Pass base al coperto fino al 30 aprile? Fino al 30 aprile va bene. Considerato che è soltanto in Italia, direi di no. Cosa cambia per voi esercenti con la fine dello stato di emergenza? Per fortuna non dobbiamo più chiedere il Green Pass all'esterno, che è già qualcosa in più per velocizzare il nostro servizio. Al momento non molto, c'è ancora poca gente, sono comunque tutti impauriti, non abbiamo ancora le idee chiare su come ci si debba comportare, dobbiamo solo avere pazienza e aspettare. È boom dell'occupazione in Friuli Venezia Giulia, il tasso è il terzo più alto d'Italia e calano anche gli inattivi. Per l'occupazione in regione il 2021 è stato l'anno dei record. Lo scorso anno il numero delle persone occupate ha toccato quota 510.000, recuperando la flessione del 2020 e superando addirittura i livelli pre-pandemici. Lo ha reso noto l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che ha rielaborato le rilevazioni Istat. Il tasso di occupazione del Friuli Venezia Giulia è del 67,4%, il terzo più alto d'Italia dopo Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Il settore manifatturiero ha fatto da traino, mentre soffrono ancora quello commerciale e turistico. A beneficiare della situazione è stata soprattutto l'occupazione femminile, il cui tasso è cresciuto di 2 punti percentuali in un anno, mentre quello maschile è rimasto stabile. L'incremento generale è stato particolarmente sensibile nell'Isontino, mentre nel Friuli occidentale il tasso d'occupazione maschile è tra i più alti dello Stivale. Il tasso di disoccupazione però è cresciuto dell'1,6%. La buona notizia è che in regione ci sono 7.600 persone inattive in meno, quasi tutte donne. Buone notizie anche sul fronte delle aziende energivore della regione che non hanno dovuto fare ricorso nonostante i rincari alla cassa integrazione. C'è preoccupazione per quanto riguarda la disponibilità di materie prime e la mancanza di microchip dalla Cina in lockdown crea invece difficoltà all'automotive lighting. Prorogata fino al 7 maggio la cassa integrazione ordinaria per 836 lavoratori dell'Automotive Lighting di Tolmezzo. L'ammortizzatore sociale sarà utilizzato in base alle esigenze dell'azienda, è quanto emerso dall'incontro di oggi tra direzione aziendale e sindacati. Come spiegano Giorgio Spellat della Wilm Will e Fabiano Venuti della FIM CISL, la possibile sospensione è legata alla riduzione di commesse da parte dei principali clienti che a loro volta subiscono la situazione globale critica, la mancanza di componentistica e il lockdown in Cina a causa della pandemia.
Per quanto riguarda le altre aziende che a suo tempo avevano richiesto la cassa integrazione ordinaria, la Pittini non ha mai usufruito dell'ammortizzatore sociale, mentre il gruppo Cividale l'ha utilizzato solo nella sede di Cividale, mentre in quelle di Remanzacco e Lauzacco si continua a lavorare. Come continua la produzione dell'ABS, i cui lavoratori hanno usufruito esclusivamente dei permessi arretrati senza intaccare la procedura di cassa integrazione ordinaria. Su ABS è previsto un incontro il 15 aprile per verificare la situazione. Tra le altre aziende di rilievo, la Fantoni di Osoppo non ha mai richiesto l'eventuale possibilità di disporre dell'ammortizzatore sociale. Per il futuro rimane l'incertezza sulla disponibilità della materia prima. L'attività nel porto di Trieste prosegue regolare, al momento non ci sono criticità o controlli straordinari legati alla guerra. La Capitaneria ha invece lavorato alla creazione di un protocollo di sicurezza nazionale per quanto riguarda la gestione del trasporto dei cereali. I livelli di security sono rimasti per il momento quello, fino a quando il paese non è direttamente interessato, niente di particolare. Sul fronte dell'attività regolare, la Capitaneria di Trieste ha lavorato alla creazione di un protocollo per mettere in sicurezza gli operatori che lavorano a bordo delle navi che trasportano cereali, i cui vapori nel 2007 a Marghera uccisero 3 lavoratori. Sì, in effetti chiunque magari può pensare che le merci pericolose sono quelle soltanto infiammabili o esplosive, no, anche quelle tossiche quindi per la salute dell'uomo. Noi abbiamo lavorato appunto a questa attività con il nostro comando generale che coordina quella che è la sicurezza del trasporto delle merci pericolose, e questa best practice l'abbiamo condivisa, per cui per quanto riguarda la sicurezza delle persone che devono accedere alle stive su navi che stanno per trasportare, che trasportano cereali, la best practice la metteremo in atto qui, ma sarà una best practice nazionale proprio per garantire la sicurezza di queste persone che operano sulle navi che trasportano queste merci da cui scaturiscono appunto vapori tossici e quindi nocivi, addirittura letali. Si spaccia per la madre su un sito di incontri e spilla 1.300 euro a uno spasimante friulano della donna. Il truffatore, residente a Udine, è stato condannato a 8 mesi di carcere e sua mamma invece non c'entrava nulla, è stata assolta. Si era invaghito di una donna conosciuta su un sito d'incontri. Dall'altro capo della chat, però, c'era un uomo che, utilizzando un profilo con il nome della madre, prima gli ha chiesto di acquistare stupefacenti in farmacia, poi gli ha spillato quasi 1.300 euro. È la disavventura capitata a un friulano. Il truffatore, un udinese di 31 anni, è stato condannato stamani dal giudice Silvia Pussini del Tribunale di Udine a 8 mesi di reclusione. Tutto è accaduto tra il 2016 e il 2017. Approfittando dell'innamoramento della vittima per la donna del profilo, il condannato ha chiesto al malcapitato di andare in farmacia a comprare un antidolorifico a base oppiacea per la figlia malata di cancro, procurandogli anche una finta ricetta. Poi, visto che l'operazione non era andata a buon fine, gli ha chiesto a più riprese denaro, in alcuni casi spacciandosi per la madre, in altri direttamente in veste di figlio, utilizzando diverse scuse. Della truffa era stata accusata anche la madre del condannato, una signora russa residente a Milano, che ha sempre sostenuto di non aver mai parlato con la vittima. La donna è stata assolta. 2 donne rumene sono state denunciate dai carabinieri di Sacile per diversi furti commessi in vari punti vendita del Friuli occidentale. I carabinieri della stazione di Sacile hanno deferito in stato di libertà alla procura di Pordenone 2 donne rumene di 34 e 45 anni che avevano compiuto diversi furti a fine gennaio in alcuni negozi della provincia di Pordenone e Venezia. L'indagine è cominciata lo scorso 28 gennaio quando una pattuglia della stazione di Sacile è intervenuta nel negozio OVS all'interno del centro commerciale I Salici, dove le 2 donne avevano poco prima asportato 7 capi d'abbigliamento nascondendoli in una borsa schermata per la neutralizzazione dell'impianto d'allarme. Dopo aver identificato le 2 ladre e aver recuperato il contenuto del borsone, i militari hanno controllato la Fiat Croma con la quale erano arrivate a Sacile. All'interno del veicolo è stata rinvenuta tantissima merce nuova, provvista ancora delle etichette, della quale le 2 donne non erano in possesso di ricevuta fiscale. I carabinieri hanno sequestrato una moltitudine di capi d'abbigliamento, cosmetici, generi alimentari, detersivi, scarpe e altri beni dei quali le donne, entrambi con pregresse denunce per furto, non hanno saputo giustificare la provenienza. Anche la borsa e l'autovettura sono state sottoposte a sequestro.
ministro, subito convalidato dal sostituto procuratore Federico Facchin. Attraverso le analisi delle etichette sulla merce e la visione delle immagini di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire agli 8 negozi cui nella giornata dello stesso 28 gennaio le due donne avevano fatto razzia, appartenenti ai gruppi OVS, H&M, il Tulipano, Tigotà e di più sul territorio del Friuli occidentale. Dopo aver effettuato le opportune verifiche, anche tramite i codici a barre riportati nelle etichette, i titolari dei negozi hanno formalizzato denuncia di furto. Agli stessi, su disposizione della procura, è stata restituita tutta la merce rubata per un valore totale di circa 2.500 euro. Approvata definitivamente la proposta della Lega per l'istituzione della giornata nazionale della memoria degli alpini. Un'ottima notizia per rendere onore e non dimenticare mai chi ha sacrificato la vita per il nostro paese. Le penne nere hanno dato tanto a queste terre. Lo dice l'europarlamentare e coordinatore regionale della Lega Marco Dreosto, che aggiunge: potremmo festeggiare l'istituzione di questa giornata in occasione della Dunata degli Alpini a Udine nel 2023. E lo stesso Dreosto plaude all'approvazione in sede di Unione Europea delle modifiche al disciplinare di produzione del prosciutto DOP San Daniele. Ciò comporterà maggiori tutele per gli allevatori e il prodotto, afferma Dreosto, migliorando la tracciabilità e la riconoscibilità del prosciutto, rigorosamente riportate in lingua italiana. Il futuro del lago di Cavazzo è stato al centro della riunione della 4ª Commissione consiliare. Le possibili soluzioni per riportare il lago di Cavazzo alle condizioni di naturalità sono state al centro della riunione della 4ª Commissione consiliare, che puntava anche ad un consuntivo dell'operato del laboratorio Lago dei Tre Comuni. Di origine glaciale, questo specchio d'acqua ospita sulla sponda nord-ovest la centrale di Somplago, l'impianto idroelettrico gestito dalla A2A più importante del Friuli Venezia Giulia. I consiglieri delle opposizioni hanno sollecitato delucidazioni sull'operato del laboratorio e risposte concrete per un territorio che, hanno detto, da troppo tempo è in attesa. Il sindaco di Cavazzo Carnico, Gianni Borghi, ha fatto sapere di essere pronto a far scendere in piazza i propri cittadini a difesa della valle, che convive con la centrale, l'autostrada e l'oleodotto. Sergo dei 5 Stelle ha chiesto quante risorse siano state pagate dal gestore della centrale di Somplago per mitigare i profondi mutamenti delle condizioni ambientali portati dalla struttura sul territorio. Morettuzzo, di Patto per l'Autonomia, ha indicato l'assestamento di bilancio di luglio come occasione per investire risorse adeguate sulla ricerca e sull'avvio di progettualità per la costruzione dell'opera di bypass necessaria a convogliare direttamente a valle le acque gelide e torbide della centrale di Somplago, diminuendo così l'impatto sul livello del lago. I tecnici della regione hanno affermato che sulla base delle valutazioni eseguite finora l'opera è incompatibile con l'attuale assetto della centrale. Si è parlato anche della recente richiesta da parte della Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio nella stazione di pompaggio di Somplago di 2 generatori termoelettrici. Restiamo a disposizione del territorio, ha garantito l'assessore alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro, ricordando come l'attività del laboratorio sia stata condizionata da questi 2 anni di pandemia. Il nostro obiettivo, ha concluso, resta quello di difendere il Friuli Venezia Giulia e le sue bellezze come il bacino di Cavazzo. Dal lago di Cavazzo a quello di Vergegnis per un altro tema al centro del dibattito in Consiglio regionale, i canoni delle grandi derivazioni. Al momento il canone che arriva al comune di Vergegnis come ad altri enti locali della Carnia riguarda i cosiddetti canoni rivieraschi per le derivazioni dal tagliamento, ma al momento a Trieste, in regione, si sta discutendo di altri canoni, quelli riferiti alle grandi derivazioni, nello specifico quelle che riguardano il lago di Vergegnis e che alimentano la centrale di Somplago di A2A. In ballo per tutta la Carnia ci sono dai 4 ai 5 milioni di euro. In questo periodo stiamo discutendo proprio con la Regione, in base alla legge regionale che la Giunta Federica ha approvato l'anno scorso, per quanto riguarda i canoni sulle derivazioni grandi idroelettrici. Diciamo che il territorio della Carnia dovrebbe spartirsi una cosa come dai 4 ai 5 milioni di euro. Cambierebbe un po' anche l'assetto delle imposte locali del comune, no? Perché se il comune in qualche maniera viene indennizzato per questi scopi, riusciamo anche ad abbassare le tasse, comunque a rendere più attrattivo il nostro comune.
Le 6 opere richieste dai musei russi che erano esposte a casa Cavazzini non sono tornate in patria, sono ferme alla dogana in Finlandia. La notizia è arrivata questo pomeriggio ai curatori della mostra La forma dell'infinito durante la visita del critico d'arte Vittorio Sgarbi, che ha definito l'esposizione meravigliosa. La Russia le aveva richieste con urgenza, ma difficilmente le rivedrà a breve. Sono bloccate in Finlandia le 6 opere che i musei russi rivolevano indietro e che erano esposte a casa Cavazzini nell'ambito della mostra La forma dell'infinito. 3 opere dell'Oriental Art Museum a mano di Nikolai Rurik, un Kandinsky, la Piazza Rossa di Mosca, un Yarushenko, il prigioniero nella sua cella e il bellissimo Bartolomeo di Nestrov sono fermi alla dogana finlandese. La notizia è arrivata oggi a Udine, proprio in concomitanza con la visita all'esposizione curata da Don Alessio Geretti del critico d'arte Vittorio Sgarbi, accompagnato dall'assessore Fabrizio Cigolotti e dal presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Noi siamo il migliore luogo per vedere i quadri russi. Se poi vengono richiesti indietro, non tornano più, si fermano in un qualche confine o in un qualche paese dove deve passare l'aereo perché non possono andare direttamente. Quindi è una cosa così macchinosa che è sbagliato solo pensarla. Mi sembrava che il direttore dell'Ermitage avesse poi cambiato idea, però come ho saputo oggi l'opera che è stata richiesta è ferma in Finlandia, quindi è un errore da ogni punto di vista. La mostra, visitabile fino al 10 aprile, ha toccato le 57.000 presenze ed è stata promossa da Sgarbi. Una scelta di opere straordinarie, il gruppo dei Ciurleonis o il bellissimo Ferroni o le opere dei pittori che accompagnano il percorso, questa proiezione verso l'alto, e quindi Gauguin, Monet, intanto dimostrano molto impegno. Poi, essendo la mostra a tema, è chiaro che uno segue il filo dell'infinito che è dentro di noi. Ho trovato veramente meraviglioso il museo, rende Udine un luogo necessario per la conoscenza dell'arte del Novecento. Il sindaco di Cervignano Gianluigi Savino ha annunciato importanti investimenti nell'area dell'ex caserma Monte Pasubio. L'ha fatto oggi in occasione dell'intitolazione del largo Fiamme Gialle della commemorazione dei caduti nell'eccidio avvenuto il 29 aprile del 45. Sindaco Gianluigi Savino, giornata intensa quella per Cervignano oggi, tante iniziative, partiamo dalla prima, la deposizione della corona qua in municipio. Oggi dedicheremo un luogo della città proprio alle Fiamme Gialle, naturalmente dedicato al loro lavoro, che è un lavoro importante, ma va inteso come un atto di ringraziamento verso tutte le forze dell'ordine. Ma non finisce qui, perché ci sono altre cose in programma per quanto riguarda gli interventi sulle infrastrutture. L'ex caserma sarà oggetto di un intervento importantissimo che abbiamo già pianificato dal punto di vista urbanistico e che soprattutto abbiamo già finanziato e che nei prossimi tempi vedrà la luce. Costruiremo 2 nuovi edifici scolastici da dedicare alle scuole medie superiori, trasferiremo l'ITI Malignani, ma poi un intervento dal punto di vista sanitario, quindi il nuovo distretto sanitario, e non da ultimo la piscina del mandamento. Questo è praticamente quasi in partenza. Io spero che addirittura il prossimo mese noi possiamo mettere la prima pietra, 1 anno per realizzarla. Dopo uno stop di 2 anni a causa della pandemia è tornato oggi a riunirsi a Udine il Consiglio Comunale dei Ragazzi. È nominata consigliere del Consiglio Comunale dei Ragazzi della città di Udine. Ecco a te l'attestato di consigliere e complimenti. Sono stati così investiti del loro ruolo i 30 eletti nel Consiglio Comunale dei Ragazzi che oggi si sono riuniti per la prima volta nella sala consigliare di Palazzo d'Aronco. Sono stati i più votati tra i 144 candidati in rappresentanza di 1500 allievi di quasi tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado e le classi quarte e quinte delle primarie cittadine. Un'esperienza bella, sono ritornati dopo 2 anni, io sono contento perché questo significa che torniamo un po' nella normalità. E questo è il futuro della città, quindi è importante averlo qui con noi e soprattutto
ascoltare le loro proposte, perché senz'altro sono stimolanti e penso anche originali rispetto a quello che noi normalmente facciamo. I ragazzi hanno già preparato proposte per migliorare la città e gli stessi istituti scolastici che frequentano. Vorrebbero piste ciclabili, strade sicure, anche a misura di bambino, giardini e parchi puliti e ordinati e anche uscire dalla scuola, quindi venire a visitare la città, visitare mostre, musei, andare a teatro. E a proposito di ragazzi, puntata speciale questa sera alle 21 di Elettroshock che vedrà come protagonista Andrea Maggi, insegnante e scrittore, protagonista di un incontro dal titolo Figli si nasce, genitori si diventa, inserito nell'ambito del progetto Sapremo. E allora sentiamo un breve estratto del suo intervento. Questo forse è il messaggio più importante che vorrei trasmettere questa sera. Dal mio punto di vista, il ruolo del genitore, il ruolo dell'insegnante, il ruolo dell'istruttore, dell'educatore, insomma, il ruolo di riferimento per un adolescente acquisisce il suo valore agli occhi dell'adolescente dalla coerenza che l'adulto è in grado di trasmettere rispetto ai principi che propone. Per cui noi adulti dobbiamo essere molto attenti a quello che, alle regole che impartiamo ai nostri adolescenti, perché sono le stesse regole che dovrebbero essere le nostre regole di vita. E allora se c'è una cosa a cui ci dobbiamo dedicare è proprio l'ascolto alle regole che noi impartiamo ai nostri figli, perché devono diventare le nostre. È in programma per 3 giorni a Udine a partire da domani il congresso nazionale dell'Unione dei Giovani Commercialisti. L'appuntamento è al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Udine il 7, l'8 e il 9 aprile ospiterà il 59esimo congresso nazionale dei giovani dottori commercialisti, un evento che porterà in città oltre 1 migliaio di giovani professionisti provenienti da tutta Italia. Il focus sarà ovviamente sul tema del congresso, che è quello della finanza d'impresa. Quindi in un contesto che stiamo vivendo, con 2 anni di pandemia alle spalle e una guerra che è scoppiata nel cuore dell'Europa, ecco che i giovani professionisti potranno stare a fianco delle imprese per lo sviluppo finanziario e anche lo sviluppo sostenibile dei nuovi progetti imprenditoriali, e soprattutto per le piccole e medie imprese per questi prossimi anni, in cui verranno messe a disposizione importanti risorse con il PNRR e il Next Generation EU. È già stato ribattezzato come il Festival della Ripartenza, parliamo dell'edizione 2022 del Festival di Maiano, presentato oggi a Udine, appuntamento dal 22 luglio al 15 agosto. Marrakesh, Litfibar, Comi, Caparezza, Pink Sonic. Sono questi i nomi principali delle star e band più importanti che marchieranno come il Festival di Maiano della Ripartenza dopo il Covid. Ancora una volta il centro maianese sarà la capitale internazionale della musica a partire dal 22 luglio al 15 agosto, ma un'anteprima delle capacità organizzative della Pro Maiano la si avrà già il 2 giugno al Castello con il DJ Bob Sinclair, abbinando musica ed enogastronomia. L'abbiamo chiamato Sunset in the Castle, degustando il Friuli Venezia Giulia. Ci sarà proprio una degustazione dei nostri prodotti tipici locali, accompagnati dalla splendida musica di Bob Sinclair, quindi Bob Sinclair suonerà al tramonto nella splendida cornice del Castello di Suzans. Il festival in questi ultimi, potrei dire quasi 10 anni, ha fatto dei passi da gigante, facendo diventare Maiano per un'estate il fulcro del Friuli Venezia Giulia e non solo, e questo insomma va considerato, e di questo gli va dato atto al Presidente e all'associazione. Ci riappropriamo del nostro modo di vivere, del nostro modo di essere. Il Festival di Maiano rappresenta un po' storia, tradizione, no? Gastronomia, cultura, sport, ciò che di meglio il Friuli Venezia Giulia è in grado di esprimere. Abbiamo passato 2 anni turbolenti, però un po' alla volta ci stiamo riappropriando del nostro modo di vivere, della nostra libertà, delle nostre abitudini.
Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con il notiziario sportivo. In primo piano la trasferta a Venezia dal Friuli dei tanter supporter dell'Udinese che appunto si preparano per seguire la loro squadra del cuore, biglietti andati a ruba e così il Venezia ha dovuto mettere a disposizione, oltre ai biglietti per il settore ospiti, anche quelli nei distinti. Subito dopo lo sport, l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata su Telefriuli, arrivederci.